Buongiorno da Sicilia 24, questi i principali argomenti di oggi. Era forte ma delicata, lui non sopportava che fosse indipendente ed emancipata. Sicilia 24 parla un'amica di Marisa Leo, uccisa, fucilata nel trapanese dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Le donne devono essere libere di uscire e comportarsi come gli uomini. Il ministro Piantedosi a Palermo contro i femminicidi. Molto si può fare con la repressione, ma è anche un problema di civiltà. Varate dal governo nuove norme contro la criminalità giovanile, pene più severe per i minori che delinquono e spacciano droga, rischiano il carcere i genitori che non mandano i figli a scuola. Si torna a parlare del Covid, ma la ripresa del contagio non è allarmante. Il virus ha cambiato aggressività e varianti, ma non è mai scomparso del tutto. Compagnie aeree low cost contro il decreto taglia tariffe, Ryanair riduce i voli per Catania e EasyJet e minaccia aumenti, sindacati e associazioni sul piede di guerra. Il raddoppio degli stipendi al Comune di Palermo. Il nuovo provvedimento approvato in aula, dopo sindaco e assessori, riguarda adesso i consiglieri. In un anno risolto da Palazzo delle Aquile solo il caso del cimitero dei Rotoli. Calcio, il rinvio della sfida con il Brindisi cambia i programmi del Catania che lavora per sfruttare al meglio la pausa non prevista. Ancora ben trovati dal nostro telegiornale. Apriamo con il femminicidio di Marsala, perché al nostro telegiornale vi mostriamo un ritratto molto particolare di questa donna di 39 anni, che è l'ultimo di un lungo elenco di femminicidi. Al nostro telegiornale parla un'amica di Marisa Leo, uccisa fucilata dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Era una donna forte ma delicata, lui non sopportava che fosse indipendente ed emancipata. Emanuela Corsi. Lui si sentiva inferiore, io non lo so, o non poteva sopportare proprio questo suo essere libera, emancipata, serena. A parlare Roberta, una delle tante amiche di Marisa, la 39enne di Marsala, uccisa a fucilate da Angelo Reina, l'ex compagno che poi si è suicidato. La loro amicizia era nata nel 2018. Dall'anno successivo condividevano anche l'impegno nell'associazione Donne del Vino di Sicilia. Lei era una persona solare e intelligente, molto garbata e naturalmente elegante, di grande iniziativa. Alle amiche Marisa parlava della sua breve storia con Angelo, dalla quale era nata una bambina, oggi rimasta orfana di entrambi i genitori. Dopo la nascita della bambina, questa persona comincia a perseguitarla, ad inseguirla, a farsi trovare sotto casa, per cui scattano per questo motivo le 2 denunce. Denunce che poi Marisa ha ritirato. Iniziano loro un percorso dal punto di vista anche psicologico, per cui per questi 2 anni più o meno la situazione sembrava assolutamente tranquilla. Erano una coppia separata che cercava di gestire al meglio e in maniera civile la crescita e l'educazione di questa bambina. Una storia finita da tempo, che invece per Angelo forse poteva ancora essere recuperata. Lui, a quanto pare, così improvvisamente aveva deciso che dovevano tornare insieme. Marisa era una donna libera, aveva le sue idee, la sua testa, non lo amava più e quindi non c'era alcun motivo per tornare insieme. Marisa nel 2019 aveva partecipato ad una campagna contro la violenza di genere promossa dall'Associazione Donne del Vino e negli ultimi giorni della sua vita stava lavorando ad un progetto itinerante proprio per supportare le donne vittime di violenza. E Marisa ci stava lavorando. Sembra paradossale che poi sia mancata lo stesso giorno in cui con entusiasmo mi ha detto: adesso prendo tutti i contatti, chiamo l'associazione Palmavita, chiamo il ristoratore, domani mattina ci sentiamo e ti aggiorno, un bacio. Questo è quello che ricordo di lei, il pomeriggio del 6 settembre nell'ultima call, il suo entusiasmo e il suo avermi rimandata a domani. Quel domani per Marisa non c'è mai stato, perché Angelo Reina ha messo fine alla sua vita. Tra le amiche e le colleghe c'è tanto dolore ma anche tanta rabbia. E resta una promessa, quella di realizzare l'evento per le donne che a Marisa stava tanto a cuore e a cui stava lavorando. Donna, mamma, tu non sei sola.
E l'inaugurazione di un locale sottratto alla mafia destinato ai fini sociali è stata anche l'occasione per incontrare il ministro dell'Interno Piantedosi, che è intervenuto sull'allarme femminicidi e ha presentato il decreto del governo contro la criminalità minorile. Marco Gullà. Le donne dovremmo arrivare, l'obiettivo è arrivare ad una civiltà che faccia sì che le donne non debbano avere paura di uscire, questo non c'è dubbio, le donne sono libere come gli uomini, libere come tutti di uscire come vogliono e quindi di non incorrere in situazioni che poi, come abbiamo visto, determinano cose molto spiacevoli. Molto si può fare, ma soprattutto dal punto di vista culturale. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi a Palermo ha partecipato alla cerimonia di consegna da parte del sindaco Roberto Lagalla dei locali provenienti da un bene confiscato in via Stefano Tur 38 all'associazione Quarto Savona 15, presieduta da Tina Montinaro. Un grande momento per Piantedosi, si tratta di un mattone importante, quello della confisca per la lotta alla mafia. Il ministro, oltre ad aver parlato della violenza sulle donne, l'ultimo episodio proprio ieri nel Trapanese, ha affrontato anche il tema del decreto Caivano e come fronteggiare il fenomeno delle baby gang. Il governo ha sicuramente dato l'idea dell'avvio di un'attenzione rinnovata rispetto a questi fenomeni. Anche qui ne parlavo col prefetto, venendo qui c'è tutto il problema che c'è stato sulla vucceria, ci sono dei controlli che si stanno facendo, insomma vogliamo dare l'idea senza presunzione di uno Stato che dà il segno tangibile della volontà di riappropriarsi di certi spazi che sono stati occupati in maniera quantomeno disordinata, se non oltre. Ecco, abbiamo sentito parlare nel servizio di questo nuovo decreto denominato Caivano, ma che in realtà poi affronta e vuole arginare il problema della criminalità minorile. Ci spiega nel dettaglio i contenuti principali di questo decreto Luca Ciliberti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto contenente le misure contro la criminalità giovanile. Sarà più facile per i minori finire in carcere e poi la stretta verso quei genitori che favoriscono l'abbandono scolastico e arresto anche per chi spaccia dosi lievi. Nel dettaglio, contro l'abbandono scolastico via la multa da 30 euro per i genitori che non mandano i figli a scuola. Arriva una nuova fattispecie di reato. Nelle ipotesi di dispersione assoluta, cioè che il minore non sia mai stato iscritto a scuola, scatterà la pena fino a 2 anni di reclusione. Nel caso di abbandono scolastico, cioè che il minore faccia un numero di assenze tale da eludere l'obbligo, la pena è fino a 1 anno di reclusione. Viene estesa ai maggiori di 14 anni l'applicabilità del DASPO urbano. Contro lo spaccio di droga, il divieto di accesso e di avvicinamento ai locali pubblici già previsto per chi è denunciato o condannato per cessione o vendita di droga si applica anche a chi detenga sostanze a fini di spaccio e viene esteso alle scuole, alle università e ad aree limitrofe. Si introduce una nuova tipologia di ammonimento del questore per i minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Al genitore o all'altra persona che esercita la responsabilità genitoriale sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1000 euro. Con riferimento al fenomeno delle baby gang si modifica la disciplina dell'avviso orale. Con le nuove norme l'avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire da 14 anni. A determinati soggetti di età superiore ai 14 anni il questore potrà decidere di vietare i telefoni cellulari o altri dispositivi usati per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l'avviso orale. Nel decreto è saltata la stretta sull'accesso ai minori ai siti porno. Il provvedimento è stato sostituito da un generico ricorso al parental control, cioè il software che permette di evitare l'accesso dei bambini ai contenuti web considerati pericolosi o violenti. La scuola tra vecchie e nuove criticità, anche alla luce delle nuove norme varate, come avete sentito, dal governo contro la criminalità minorile. Ce ne occupiamo oggi nel nostro approfondimento dopo il telegiornale, l'appuntamento con Sicilia 24 Focus condotto dalla collega Giusy Lazzara, che ne parlerà con Giorgio Laplaca della Gilda degli insegnanti, Daniela Vetri, dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Archimede di Catania, e Mauro Mangano, dirigente scolastico dell'Istituto Onnicomprensivo Angelo Musco di Catania. Voi potrete inviare le vostre domande sulla nostra linea WhatsApp, che è il numero 342 7455 005, appuntamento in diretta su questa rete alle 14.30, ma anche in streaming su lasiciliaweb.it.
A Catania, confiscate dalla Guardia di Finanza 5 società di edilizia immobiliari, uno stabilimento balneare e una lussuosa villa a William Alfonso Cerbo, esponente di spicco del clan Mazzei, i cosiddetti carcagnusi. L'uomo era già stato arrestato nell'aprile del 2014 nell'ambito dell'operazione Scarface per associazione mafiosa. Il patrimonio illecitamente acquisito sarà adesso affidato all'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni appunto tolti alla mafia. Cambiamo decisamente argomento. Con l'autunno, con l'avvicinarsi anche del periodo delle influenze, si torna a parlare di Covid, perché in realtà il virus non è mai andato via, così dicono i medici, ha cambiato aggressività e varianti, ma è sempre stato con noi. Adesso si assiste a una ripresa del contagio, ma niente allarmi. Eva Spampinato. Ha cambiato forma, varianti e aggressività, ma non è mai scomparso. Il Covid torna a farsi sentire, anche se fortunatamente non nella forma prepotente che nostro malgrado abbiamo imparato a conoscere. Aumentano i contagi in Sicilia, ma le terapie intensive non ospitano nessun paziente Covid. C'è un incremento dei casi accertati, perché evidentemente la nuova variante ha una contagiosità superiore a quella che fino ad ora con Omicron, la classica Omicron, non avevamo registrato prima. Ma ovviamente bisogna discutere anche sulla gravità che questa variante ha nei confronti della patologia. Evidentemente questa variante non sta impattando in maniera significativa sulla gravità dei casi clinici, tant'è vero che l'impatto sulle rianimazioni è praticamente pari a zero. Sono sempre i soggetti fragili quelli che corrono più rischi da un eventuale contagio. È un Covid che in questo momento può, come sintomatologia, dare un quadro simile influenzale, una forma diciamo anche piuttosto lieve di influenza, spessissimo nei soggetti giovani il quadro è di un semplice raffreddore. Negli anziani può dare un po' di febbre, una sintomatologia anche legata alla tosse, ma il quadro tipico delle polmoniti interstiziali, come siamo stati abituati a vedere nelle precedenti ondate, in questo momento è piuttosto raro. E molti stanno tornando ad utilizzare la mascherina. Dopo le minacce arriva la scure. Le compagnie aeree low cost, per colpire il decreto del governo sul caro voli, danneggiano i consumatori. Sindacati e associazioni sono sul piede di guerra. Marco Carli. Lo schiaffo delle low cost era atteso e è arrivato, ma con l'intento di colpire il governo e il suo decreto per calmierare i prezzi, in realtà arriva invece ai cittadini e soprattutto a quelli delle isole, con la Sicilia in prima linea. Ryanair aveva parlato di un decreto che contrasta anche con il principio di libertà tariffaria stabilito dalla normativa dell'Unione Europea e riduce le frequenze dei propri voli per l'aeroporto di Catania. La mannaia ha colpito molto la Sardegna con 3 rotte cancellate, ma appunto la Sicilia non è esente, anzi EasyJet durante l'incontro con Urso ha sottolineato che se il contenuto del decreto venisse confermato, questo porterebbe certamente ad una riduzione dell'attrattività del mercato italiano per le compagnie aeree e ad un inevitabile incremento dei prezzi. Sulla stessa scia, Wizz Air, sindacati e associazioni consumatori sono sul piede di guerra contro le compagnie. Intanto Confconsumatori fa il punto per quanto riguarda i rimborsi per i danni subiti dai viaggiatori per la chiusura di Fontanarossa dopo l'incendio. Il governo ha emanato un decreto legge con cui ha disposto un fondo, sarà il ministro del turismo ad attuarlo. Con successivo decreto il Ministero dovrà stabilire i costi ammessi al rimborso. Ci auguriamo che tutti i costi siano ammessi e che i tempi siano abbastanza celeri. Poi, nel caso in cui venisse fuori una responsabilità della società di gestione nel procedimento penale, vi è, a nostro avviso, una responsabilità extracontrattuale per i risarcimenti. Infine, le compagnie dovevano offrire rimborsi del prezzo dei biglietti e assistenza. Se non lo hanno fatto, dovranno rimborsare ai passeggeri tutto quanto costoro sono stati costretti a spendere. Raddoppia il gettone di presenza dei consiglieri comunali, ma anche dei consiglieri di circoscrizione a Palermo, un aumento deliberato dal Consiglio e previsto dalla legge, ma ritenuto inopportuno in un momento di grande crisi. È un aumento che arriva quando soltanto una delle 5 grandi emergenze della città è stata risolta a un anno dall'insediamento. Ma sentiamo Maglio Viola.
Tutti d'accordo o quasi sull'aumento delle indennità. Passa in Consiglio Comunale a Palermo la delibera con la quale viene raddoppiato il valore del gettone di presenza dei consiglieri comunali e dei colleghi delle circoscrizioni. Un provvedimento che si aggiunge agli aumenti di stipendi del sindaco e degli assessori già varato prima dell'estate. A stabilire che gli indennizi dovessero salire è stata una legge nazionale che riguarda a tappeto tutte le amministrazioni locali del paese. In Sicilia però l'adeguamento è arrivato quasi un anno dopo e per consentire di trovare le risorse anche la Regione ha dovuto dare un contributo ai comuni. Ma in un momento in cui l'Italia ha mille difficoltà sono in tanti a urlare allo scandalo e anche, se legittimo, al provvedimento inopportuno. A Palermo la polemica è ancora più violenta dopo che un gruppo consistente, la maggioranza dei consiglieri comunali di tutte le estrazioni politiche, prima dell'estate ha bloccato più volte i lavori del Consiglio chiedendo la delibera sugli aumenti fosse calendarizzata, se no non se ne sarebbero fatte altre. Sono così slittati provvedimenti sul bilancio, sui servizi essenziali, sul piano triennale delle opere pubbliche, urgenze per la città in emergenza fin dall'insediamento della Giunta La Galla. 5 i punti di crisi che erano stati individuati: cimitero, rifiuti, strade, municipalizzate e servizi e naturalmente bilancio, essendo la città in uno stato di predissesto. In un anno la Giunta La Galla ha posto rimedio all'emergenza sepoltura, non ci sono più bar in attesa, anche se non c'è ancora la soluzione definitiva per evitare che avvenga ancora. Nel pallottoliere delle emergenze la Galla però perde 4-1, per lasciare una città migliore dovrà risolvere almeno un problema l'anno. Il tempo c'è, ma la pazienza dei palermitani un po' meno, perché la luna di miele fra neogiunta e città viaggia verso la sua fine. Adesso ci fermiamo, una pausa e torniamo tra poco. Tornati in studio parliamo delle liste d'attesa sanitarie, quelle delle quali vi racconteremo in questo servizio erano praticamente evase e per amici e parenti, alcuni medici ma anche personale sanitario facevano in modo appunto che le visite non passassero attraverso queste lunghissime liste. I controlli e le denunce sono state in tutta Italia dei NAS, ma ci sono stati molti casi anche in Sicilia. Luca Ciliberti. Siciliani nell'indagine dei carabinieri dei NAS che hanno denunciato 26 persone tra medici e infermieri dopo le verifiche sulla gestione di 3.884 liste di attesa e agende di prenotazioni per le prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche ed esami diagnostiche relative al sistema pubblico sanitario. Dopo le verifiche in 14 presidi ospedalieri e sanitari delle province di Palermo e Agrigento è stata riscontrata in 23 distinte unità operative e ambulatoriali la sospensione delle prenotazioni per l'erogazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e strumentali, le cosiddette agende chiuse. Inoltre è stato accertato che per alcune prenotazioni non venivano fatte confluire nel sistema informatico del CUP ma inserite in un registro cartaceo. A Catania i militari dei NAS hanno denunciato in stato di libertà un medico di ortopedia e traumatologia di un presidio ospedaliero che eseguiva visite ambulatoriali a vantaggio di pazienti privi della prescritta prenotazione al CUP, bypassando così il sistema delle liste d'attesa e omettendo di richiedere anche il versamento previsto del ticket contributivo in danno al sistema sanitario regionale. E il caso delle irregolarità, delle presunte irregolarità sui test di medicina, sul nuovo sistema dei cosiddetti TOLC, arriva appunto sul tavolo del Ministro dell'Università che ha convocato i rettori di tutto il Paese. Intanto gli studi legali di tutta Italia sono pronti ai ricorsi. Francesco Triolo. I test di medicina venduti a 20 euro su Telegram diventano un caso anche politico. Le domande e le risposte che secondo il quotidiano La Repubblica si potevano trovare sui gruppi dell'applicazione di messaggisti è arrivato sul tavolo del Ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, che ha convocato i rappresentanti della Conferenza dei Rettori Italiani e del consorzio che si occupa dei nuovi test. Dobbiamo fare luce su quanto accaduto per tutelare gli studenti. I TOLC per medicina sono alla loro prima prova pratica. Se non funzionano siamo pronti a rivederli, ha detto il Ministro Bernini. Il Ministero ha da subito aperto una procedura di indagine chiedendo immediate informazioni e chiarimenti sul regolare svolgimento delle prove di ingresso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Pronti a partire diversi ricorsi con gli studi legali di tutta Italia pronti a sottolineare l'inadeguatezza dei controlli da parte del consorzio che si occupa dei test e di espedienti che moltissimi candidati di diverse scuole di preparazione ai test di ammissione hanno escogitato per divulgare i quesiti e le relative soluzioni oggetto della prova d'esame, falsando irrimediabilmente gli esiti della prova.
La diffusione anticipata delle domande sarà uno dei temi fondamentali dei nostri ricorsi individuali e collettivi. Tuttavia gli studenti, le famiglie devono sapere che solo attraverso una approfondita istruttoria dinanzi al TAR potrà capirsi l'esatto peso di quante domande tra aprile e luglio sono state ripetute e quindi quanto è l'incidenza di questo fattore. A noi pare ancora più forte viceversa l'ingiustizia e l'illegittimità di un sistema che è fondato sull'equalizzazione, in cui abbiamo visto soggetti con 15 risposte esatte ottenere l'ammissione, quindi un'equalizzazione oltre i 57 punti, mentre altri con 20 risposte esatte hanno ottenuto un punteggio equalizzato inferiore e si sono ritrovati fuori. Una cosa è certa, il TOLC così impostato non è una novità ma un fallimento. Adesso voltiamo decisamente pagina. 51 anni di carriera tra teatro, radio e televisione. Il suo sorriso, quello perlomeno che sicuramente è dei suoi spettatori, è realizzato e portato avanti con gentilezza e signorilità. Parliamo di Tullio Solenghi. Ieri a Catania lo ha incontrato per noi Eva Spampinato. Non fa mancare mai il suo sorriso garbato ed elegante. Tullio Solenghi, mostro sacro della comicità italiana, anche in mezzo ad una pioggia battente che obbliga gli organizzatori del Teatro Stabile di Catania, che portano il premio Le Maschere, gli Oscar del teatro italiano, in piazza Università, a rimandare di qualche ora l'inizio dello spettacolo. E proprio per far cessare la pioggia, qualcuno chiede l'intercessione di Sanremo, uno dei suoi cavalli di battaglia. Tra l'altro, essendo un santo che non esiste, me ne sono appropriato completamente senza nessun tema di blasfemia. Se tu non credi, sappi che sono sottotitolato per non credenti alla pagina 777 del televideo. 51 anni di carriera tra teatro, radio, televisione e una serie di battute e sketch comici rimasti nel cuore e nella memoria degli italiani. Siediti accanto a me e bevi qualcosa. Vuoi bere qualcosa? Coraggio, Pedro, bevi qualcosa. Per Tullio Solenghi tutto è iniziato tra i banchi di scuola. Imitai la professoressa di chimica, che era una specie di Iervolino antelitteram, senza accorgermi che ce l'avevo alle spalle. I miei compagni di classe non ridevano e io ero stupito, stavo facendo anche meglio del solito. Poi mi sentii battere sulla spalla, mi girai e lei mi disse: 3 giorni di sospensione, caro il mio noschese da strapazzo. Poi l'incontro con Massimo e Anna e fu il trio Solenghi, Lopez, Marchesini, un prodigio di graffiante equilibrio tra struttura narrativa e improvvisazione che spopolò nella TV degli anni 80 e 90 con quasi 15 milioni di spettatori incollati allo schermo per la prima puntata dei Promessi Sposi, nati da un no propiziatorio. La presidenza Rai ci diede su un piatto d'argento la conduzione di Fantastico, che era quella a cui ambivano tutti. E noi abbiamo avuto il coraggio di dire no, grazie, e svelando che volevamo fare i Promessi Sposi. La comicità prima di noi era sempre l'ingrediente di qualche altro programma, di un talk, di un varietà, e noi abbiamo fatto comicità continuativa per 6 puntate da un'ora. Talento straordinario, vena satirica, analisi del contesto sociale, tempi comici. Non sappiamo se oggi il web restituirebbe a Tullio Solenghi e al trio lo stesso successo che ha consegnato loro la televisione di un tempo, ma una cosa la sappiamo. Tuttora lo utilizzano a scuola per insegnare Promessi Sposi? Sì, poi sono diventati un cult. Quando lo giravamo non avevamo assolutamente percezione di quello che sarebbe diventato. Adesso sì. Noi ci fermiamo ancora per una brevissima sosta in chiusura il calcio. C'è il calcio in chiusura, il rinvio con il Brindisi, cambia i progetti del Catania che deve inserire i nuovi arrivati Deli e Silvestri e dunque portare alla migliore condizione il resto del gruppo. Unico assente per infortunio resta Rapisarda. Il servizio.
Una pausa da sfruttare. Tabiani fa di necessità virtù perché sa che il ritmo partita si ottiene appunto solo giocando le gare ufficiali, ma vuole trarre il meglio da questa pausa non richiesta nata dal rinvio di Brindisi-Catania. In vista del prossimo match con la ZP Picerno al Massimino di domenica 17 settembre non ci saranno amichevoli, la squadra si allenerà fino a domenica mattina per poi riprendere il martedì la preparazione tipo per la partita. Nel frattempo si proverà a inserire al meglio gli ultimi arrivati e si cercherà la soluzione per sostituire Rapisarda, l'unico assente al momento sicuro oltre allo squalificato Lorenzini, e la sostituzione già nella rosa si chiama Castellini, il jolly difensivo che può interpretare tutti i ruoli. Capitolo Silvestri con Curado costituirebbe una delle coppie centrali migliori della C e c'è Quaini che cambia le caratteristiche del reparto se si vuole costruire da dietro. A centrocampo Deli ha caratteristiche diverse rispetto a Rocca e Zammarini, più incursore con capacità di inserimento, qualità che non mancano nemmeno agli altri due, ma la carriera di Deli in tal senso ha dimostrato che il centrocampista rappresenta un più che valido completamento di una rosa che garantisce pressoché in tutti i ruoli un'alternativa. Strumento importante per arrivare in alto. Capitolo attacco. Di Carmine avrà altri giorni per acquisire condizione e minuti. L'obiettivo è quello di proporlo dal primo con il Picerno. Resta l'alternativa Sarao, ma anche quella di Dubickas. Più di una settimana per trovare la quadratura. Il Catania, dopo la sconfitta con il Crotone, la sosta forzata, vuole incominciare a correre. Era l'ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24, il telegiornale finisce qui, vi ricordo tra poco l'appuntamento con il nostro Focus, con in studio la collega Giusy Lazzara, il telegiornale tornerà oggi alle ore 19.